La prima conferenza stampa del nuovo Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dove ha ribadito centralità al governo e soprattutto che il suo esecutivo durerà a lungo. Si è definita coerente con la propria storia, di destra, votata non a sopravvivere ma a fare le cose, anche a costo di non essere rieletta. Difende l'operato del governo che ha tenuto i conti in sicurezza e ha parlato a casa di una manovra con le prime importanti scelte politiche, consapevole che le elezioni di febbraio nel Lazio saranno il primo importante test per il suo governo. Elenca poi le sue priorità: riforma della giustizia, quella del presidenzialismo e il taglio del cuneo fiscale. Il governo durerà, è convinta la Premier, perché gli alleati è vero che discutono, ma entro una normale dialettica. Mi fido dei miei alleati, scandisce. Ha espressamente fatto intendere che vorrà modificare la legge Bassanini, la legge sulle intercettazioni. La politica deve avere il primato perché si assume la responsabilità, deve anche poter decidere. Parla ancora dei 55 obiettivi del PNRR raggiunti da Mario Draghi. Misurarsi con la sua autorevolezza, riferita naturalmente a Draghi, è una sfida che mi affascina, fino ad affrontare il Covid. Una linea diversa che il suo governo non intende perseguire, puntando sulla responsabilità, anche perché per il momento, dice il Presidente del Consiglio, la situazione è sotto controllo. Parla infine della riforma sul presidenzialismo, che entro gennaio parlerà con tutti i gruppi parlamentari, anche con le opposizioni. Poi si vedrà come procedere, anche con una bicamerale, eventualmente a patto che non sia uno strumento dilatorio, con un'apertura al dialogo con tutti i partiti. Manovra politica all'interno della quale noi, pur riuscendo a investire, come voi sapete, la gran parte delle risorse sulla priorità che avevamo, che era quella del caro bollette, dell'energia, insomma investiti complessivamente oltre 20 miliardi, siamo riusciti a mantenere o a iniziare a mantenere gli impegni che avevamo preso. Ora, una legge di bilancio siffatta, io voglio ricordare che è stata approvata in Consiglio dei Ministri, credo, in un'ora. Io ho fatto parte di un altro governo, ricordo, insomma, dibattiti molto più articolati e accesi durante l'approvazione della legge di bilancio, ed era una legge di bilancio che non lasciava molto, come posso dire, alle legittime rivendicazioni dei ministri, per esempio, come non ha lasciato moltissimo, e anche quella è stata una scelta politica, magari a qualcosa che abbiamo visto accadere negli anni precedenti, in cui insomma il singolo parlamentare sceglieva o aveva la possibilità di appostare un po' di qualche risorsa su una questione specifica che gli interessava. Noi questa scelta non l'abbiamo fatta, abbiamo messo tutte le risorse che avevamo sulle diciamo grandi misure, sui grandi insiemi di misure ai quali volevamo dedicarci, e mi pare che il fatto che la manovra sia stata appena approvata un giorno in anticipo rispetto a quanto è accaduto negli ultimi 2 anni, se non vado errata, mi pare che insomma poi, al di là diciamo del legittimo dibattito, anche di quelle che possono essere divergenze, discussioni, la volontà è di lavorare bene, di mantenere le scadenze, di mantenere gli impegni, e alla fine siamo riusciti. Su questo come su altri provvedimenti, io devo dirle che trovo un clima assolutamente positivo all'interno della maggioranza. Non posso lamentarmi, e non lo dico così insomma per fatto dovuto. Lei sa che insomma non sono persona abituata a mandarle a dire quando ritiene di doverlo dire. Per quello che riguarda le risorse, ma ovviamente noi continueremo a lavorare sulla base di quello che accade, no? Noi siamo in una situazione di grande emergenza. Oggi abbiamo una realtà nella quale i provvedimenti energetici, diciamo di sostegno all'energia, costano mediamente 5 miliardi di euro al mese. Ovviamente il tetto al prezzo del gas, le misure, poi magari ne parleremo, immagino, è possibile, cambiano oggi il quadro, e ovviamente se il quadro dovesse confermarsi cambiato, una parte di risorse potrebbero liberarsi per altri provvedimenti. Dopodiché ovviamente noi lavoreremo tendenzialmente sempre dando la priorità ai saldi di bilancio e facendo delle scelte politiche. Dove decidiamo di mettere delle risorse vuol dire che le togliamo da qualche altra parte. Questa per esempio è una manovra finanziaria, e chiudo, nella quale noi abbiamo scelto di spostare il grosso delle risorse
sul futuro, se posso dirlo semplificando, cioè sui giovani, sulle nuove, diciamo, sulla nuova occupazione e sulle imprese, cioè sulla capacità di produrre nuova ricchezza e nuova occupazione. Abbiamo scelto da dove prendere quelle risorse, perché ad esempio una parte delle risorse è stata presa dalla indicizzazione non totale delle pensioni molto alte o comunque più alte, per spostarlo su famiglia, giovani, natalità. È una scelta politica, una scelta che io considero di visione, però ovviamente quando si lavora in ristrettezze economiche bisogna avere il coraggio di fare le scelte.